Siamo sul fiume che scende da Antillo verso Santa Teresa, in Val d'Agro. In questo punto il ponte in legno costruito nel parco cavalca il torrente a circa 10 metri d'altezza. L'acqua si riversa nel mare attraverso questa canalizzazione costruita alcuni anni fa. Di fronte a noi l'autostrada Messina-Catania. Il parco si è in questi giorni aperto al pubblico con queste realizzazioni modernissime, un ponte in lamellare che congiunge i due lati del fiume, proprio sotto una montagna di roccia che ha una base quadrata, una piramide praticamente, che è piazzata sull'argine destro del torrente, creando un'ansa che ha un nome locale ben preciso, che viene utilizzato veniva utilizzato dai paesani di San Francesco, quest'angolo del fiume, per portare i panni a lavare nel fiume. C'erano delle pietre molto grandi, bianche, che facevano da ansa e da sponda nel fiume, proprio in questo punto qua, in un grande canneto, e le donne del paese scendevano a lavare i panni fino a 50-60 anni fa. Il parco che è stato creato comincia proprio in questa parte del fiume, con una piccola area verde, con un'arena all'aperto per gli spettacoli e dei laghetti artificiali. Continuando a salire nel greto del torrente, in questa pista ciclabile, si arriva fino alla chiesa di San Pietro e Paolo, la famosa chiesa che si trova quasi a ridosso del torrente, lungo un percorso di 5 km. Di fronte a noi il paese di San Francesco di Paola, e più in alto abbiamo la sagoma di Savoca, l'antica capitale della contea nord-orientale di Messina, la contea della Val Demone. Questa era la sede anche del vescovo e quindi anche la sede politica della Sicilia orientale, che era divisa in 3 contee.